problema serio sono i furti nelle abitazioni. Abbiamo effettivamente riscontrato, ma riguarda un po' tutti i comuni, quantomeno quelli dell'Interland udinese, ci sono stati furti continuamente. Il comune nel suo piccolo, utilizzando anche i finanziamenti regionali, ha installato alcune telecamere, proseguiremo nell'implementazione, credo che anche la prossima amministrazione andrà su questa linea. Però c'è la necessità da noi di una maggior presenza delle forze dell'ordine. Stiamo notando, anche perché ci sono ovviamente carenza di risorse umane anche per quanto riguarda le forze dell'ordine, il nostro Friuli non è più un'oasi sicura, per cui il presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine è più che mai necessario.